Buongiorno a tutti, benvenuti alla 16ª passeggiata del terzo millennio, quarto Memorial Silvio Pirozzolo. Sono Andrea Zampar, consigliere delegato del comune di Cervignano, per questa manifestazione organizzata qui nel nostro comune con partenza presso il campo di calcio di Cervignano adiacente al Palazzetto dello Sport. Gli organizzatori hanno previsto due percorsi, uno della durata di 7 km, uno di 14, abbiamo una grande affluenza, tutto è pronto, alcuni sono già partiti e pensiamo insomma che possa essere una bella giornata trascorsa in compagnia e in allegria per tutti quanti. Il tempo ci sta aiutando e pertanto auspichiamo che possa essere davvero una bella giornata per tutti. Somewhere near your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. Eccoci qui sempre al punto di ristoro, abbiamo un gruppo numerosissimo composto da 5 persone, adesso vi devo soprattutto chiedere il vostro nome. Laura. Vera. Marilena. Carlo. Patrizia. Venite da? Gradisca di Sonzo. Molto bene, la prima... Ah, non tutti da Gradisca? Turiaco. Voi sempre da Gradisca? Prima esperienza? Io parlo con chi mi è più vicino. No. Prima esperienza? No, quasi ogni domenica dai, siamo abbastanza assidui. Quindi siete degli esperti? No, siamo così, un gruppo amatoriale che ci piace camminare. Ecco. Mentre i nostri atleti stanno portando a termine il loro percorso, siamo giunti a Strassoldo, siamo davanti a parte del castello costruito attorno all'anno 1000, uno dei punti più caratteristici e storici della frazione appunto di Strassoldo, una delle 3 frazioni di Cervignano assieme a Muscoli e Scodovacca, che compongono quello che è il comune nel territorio di Cervignano, e oltre a essere delle frazioni sono anche una delle 8 borgate che compongono il Torneo dei Borghi, una manifestazione che ormai ha origine da più di 20 anni nel comune di Cervignano. Il territorio del comune è stato suddiviso in 8 contrade, Capoia, Madonnina, Muscoli, Pradulin, Piazze, Strassoldo, Scodovacca, e queste contrade si confrontano una volta ogni 2 anni lungo un mese, il mese di giugno, attraverso diverse specialità. Qui siamo arrivati a Strassoldo, che è un borgo noto per aver vinto nelle ultime 2 edizioni il premio Simpatia, che è sicuramente uno dei più attesi e ambiti perché va al di là di quelli che sono i risultati e della competizione. Siamo ritornati al campo sportivo di Cervignano, da qui eravamo partiti e ora tutti i partecipanti stanno piano piano ritornando. Qui con me alla mia destra c'è Giovanni Ragusa, responsabile e organizzatore di questa manifestazione, riuscita in ogni piccolo dettaglio. Approfitto e porto tutti i complimenti da parte dei partecipanti che abbiamo intervistato durante il percorso di questa manifestazione, che ricordiamo ha visto partecipare 654 persone, quindi un numero sicuramente molto importante. Domenica prossima ci sarà un'altra manifestazione organizzata a Ruda e quindi il testimone viene passato qui alla mia sinistra a chi invece si occuperà di organizzare tra una settimana un nuovo evento, speriamo numeroso quanto e se non di più di quello di oggi. Grazie, buongiorno. Invitiamo tutti i marciatori alla marcia di domenica a Ruda, domenica 18 gennaio.
ci saranno 2 percorsi da 7 e 13 km. È una giornata molto importante perché è una giornata dedicata alla solidarietà a favore della UIL-DM, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare. Quindi è un impegno molto importante. Grazie e arrivederci a Ruda. Grazie anche a lei, Assessore. Fa pensiero sulla ali dorate, cross the mountains and fly over the oceans. Here I go out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me stand. 18 gennaio 2015 ci troviamo a Ruda, piccolo centro della Bassa Friulana, al limite orientale della provincia di Udine, per la 22esima edizione della marcia della UILDM, Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare. 22esima edizione che anche quest'anno avrà una cornice eccezionale, in quanto si attraverseranno i luoghi più caratteristici e più simbolici della nostra comunità. Here on my own again, I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. Respira un poco e dici da dove vieni. Da Udine? Da Udine? Quale marcia fai? Da 6 o da 12? 12, da 13. Da 13. 13, va bene, sì, abbiamo fatto 13 allora. Ecco, ciao. Come ti pare il percorso? Oggi è fangoso. Oggi è un po'. Solo fangoso? Al momento è fangoso, poi dopo siamo all'inizio e dopo vediamo come va. Allora, da dove arrivi? Palmanova. A piedi? Già lunga così, basta. Quale marcia fai? Da 13 o da 6? Da 7 perché sono ferma 2 mesi, quindi ricomincio un po' alla volta. Come ti sei trovata col fango? È un po' scivoloso, tocca stare attenti a non cadere. È la prima volta che vieni a Ruda? Sì. E come trovi questo percorso? Carino il percorso, sì. Bene, buon proseguimento. Grazie. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not stand here on my own. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine. Alle mie spalle Villa Antonini, una delle tantissime ville sparse dalla Casa Antonini in tutto il Friuli. Questa viene anche ricordata come Villa Righi e fu un centro culturale importante in quanto venne qui istituito il Centro delle Arti Plastiche dal pittore Righi. Se la firma non è del Palladio stesso, indubbiamente lo stile è quello palladiano. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry.
Eccoci arrivati quindi alla conclusione di questa 22esima edizione della marcia della UIL-DM di Ruda, Memorial Franco Quargnal. Giornata splendida, percorso un po' fangoso ma gradito da tutti, oltre 700 i partecipanti, 13 i gruppi registrati più i singoli, quindi grande successo, grande partecipazione. Gli organizzatori sono logicamente soddisfatti di questa riuscita, ringraziano per tutti quanti sono intervenuti e vi danno appuntamento, la FIAS vi dà appuntamento per domenica prossima 25 gennaio a Ioannis di Aiello del Friuli per la 21esima marcia di Sant'Agnese.